Benvenuti in Community FVG, un viaggio nei territori del Friuli Venezia Giulia. In ogni puntata vi raccontiamo come cooperatrici e cooperatori ogni giorno lavorino responsabilmente per coniugare sviluppo, sostenibilità e mutualità. Conosciamo meglio la nostra regione, scoprendo le idee e i progetti che, giorno per giorno, fanno crescere imprese, comunità e persone. In questa puntata di Community FVG, Welfare, ne parlano Paolo Venturi e Giuseppe Napoli. La latteria di Campolessi. Asili e scuole, esplodono i costi energetici nel settore educativo. Parità di genere, Confcooperative richiama attenzione su parità salariale. Ora cominciamo il nostro viaggio. Mondo cooperativo. La latteria di Campolessi, sita in Gemona, è nata nel 1908, ovvero 114 anni fa. Nata ovviamente dall'unione di tanti piccoli produttori di soci che si sono uniti per poter lavorare il latte ed è stata una fra le tantissime turnarie del Friuli. Turnarie che dai 600 unità che contava negli anni 60 è rimasta adesso a solamente 6-7 unità in tutta la provincia di Udine. Cos'è una turnaria? La latteria turnaria è una forma semplicissima di associazione fra produttori. Non è una latteria tradizionale, ovvero non acquista il latte, non vende il latte, ma fa un servizio di trasformazione ai soci. Infatti la nascita delle turnarie serviva proprio a trasformare il latte dei soci che producevano in formaggio e veniva restituito poi ai soci. Come funziona? Ogni socio conferisce il latte giornalmente alla latteria, quelli più vicini anche la sera. Viene annotato il suo versamento, chiamiamolo, di latte su un libretto e su un registro. Funziona come un conto corrente. Ogni giorno la latteria ritira il latte di tutti i soci e ogni giorno, a turno, ogni socio fa il formaggio. Cosa vuol dire? Che se un socio conferisce alla latteria un quintale di latte al giorno, avrà un credito mensile di 30 quintali e se la latteria lavorerà 15 quintali al giorno, quando viene fatto il suo turno, verrà prelevato 15 quintali dal suo libretto e quindi quel giorno in cui sarà di turno tutti i prodotti che la latteria produce saranno suoi e lui potrà ritirarli e quindi a fine mese lui si troverà sul suo libretto tutto il latte che ha conferito meno il latte che è stato lavorato. Come si mantiene la turnaria? In una maniera semplicissima, ovvero dividendo i costi che si sostiene attualmente per la lavorazione del formaggio, dividendoli per i quintali di latte, si otterrà il costo, il tasso di lavorazione giornaliero per quintale di latte. Ogni anno infatti la latteria potrà aggiornare il suo tasso di lavorazione in base agli aumenti o alle diminuzioni dei costi. Quindi se siamo bravi a gestire la latteria, il tasso di lavorazione calerà e invece se abbiamo dei problemi o se purtroppo i costi aumentano come in questo periodo, sarà costretta ad aumentare il tasso di lavorazione. Questo sistema è un sistema molto semplice perché la latteria ogni anno chiude in pareggio il bilancio, se c'è l'utile viene diviso fra i soci, se c'è una perdita viene diviso in base ai quintali sempre ai soci e quindi ogni anno il bilancio sarà in pareggio ed è evitato il fallimento. Questo è un sistema semplicissimo che ha permesso a tutte le latterie turnarie di sopravvivere. Le latterie turnarie si sono ridotte perché ovviamente non c'era più un animale o due per azienda. Ma l'azienda ha iniziato ad aumentare le proprie produzioni e si è trovata ad affrontare il problema di commercializzare il latte. Questo ha portato ovviamente alla crisi degli anni '80 dove le piccole turnarie sono scomparse a favore ovviamente dei grossi caseifici che quelli acquistavano il formaggio. La latteria di Campolessi è riuscita a sopravvivere durante questi anni proprio perché ha intrapreso la sua strada che era quella di produrre qualità. Ovviamente non potendo
andare a competere sull'abbattimento dei costi, ha deciso di scegliere l'unica strada percorribile, che era quella di un prodotto di nicchia e di qualità. Incrementi dal 99 al 189% per i costi energetici delle cooperative sociali impegnati nel settore educativo. A diffondere i preoccupanti dati è Confcooperative dopo le prime settimane dalla riapertura di scuole e asili. Dopo la pausa estiva, con il rientro in classe degli studenti e la riapertura dei nidi, sono quasi 1000 i bambini nei nidi gestiti dalle cooperative sociali aderenti a Confcooperative in Friuli Venezia Giulia. Le cooperative fanno i conti con costi di gestione letteralmente esplosi. Si parla di incrementi dal 119 al 127% per il riscaldamento a Trieste, dal più 99 al più 189% in provincia di Udine. Più variegato il dato sul costo dell'energia elettrica. Si parla di aumenti dal 52 al più 110%. Gli aumenti della bolletta energetica stanno comportando in media un raddoppio dei costi per questa voce di spesa. A questi si aggiungono i notevoli aumenti dei costi dei servizi di cucina, dove anche le materie prime, che devono rispettare specifici standard qualitativi, sono aumentate del 30-40% rispetto al 2021. Sottolinea Luca Fontana, presidente regionale di Federsolidarietà, commentando i dati. Bisogna fare di più per eliminare l'ingiustificato divario di retribuzione tra uomini e donne a parità di incarichi e responsabilità. È il messaggio lanciato da Mirella Berdini, nuova coordinatrice regionale della Commissione Dirigenti Cooperatrici di Confcooperative. Il richiamo dell'associazione cooperativistica, dove le lavoratrici rappresentano il 52% degli addetti e delle cooperative associate, si aggiunge ai risultati di una ricerca condotta da Confcooperative in Friuli Venezia Giulia, secondo la quale il 38% delle cooperative si pone l'obiettivo di aumentare la presenza di donne tra i soci. In generale, l'indagine effettuata da Confcooperative offre un quadro piuttosto positivo dell'attenzione rivolta dalle imprese cooperative rispetto al tema delle pari opportunità in azienda. Per il 57% delle interviste, la propria cooperativa promuove le pari opportunità nello sviluppo professionale dei lavoratori e per il 63% l'organizzazione del lavoro interno è orientata a favorire la conciliazione tra vita privata e lavoro. Almeno il 50% delle imprese cooperative inoltre ha dei piani per sensibilizzare il personale sul tema della parità di genere. La latteria di Campolessi conta ben 17 soci, tutte aziende medio-piccole, agricole, a conduzione familiare. Diciamo che nel raggio di circa 11 km troviamo tutte le nostre aziende. Andiamo dalla piccola azienda con un animale solo all'azienda professionale che ha fino a 40 animali in mungitura. La latteria ha un suo disciplinare di produzione, ovvero gli animali sono alimentati solamente a fieno, erba e farine, sia di mais sia di soia, per completare l'alimentazione, e questo è previsto nel suo disciplinare, quindi sono vietati tutti gli insilati, sia di mais sia di erba eccetera, è un'alimentazione molto semplice. I soci conferiscono giornalmente, una volta che il latte poi arriva in caseificio viene lavorato dai casari, che sono gli artigiani del nostro caseificio, e tramandano una tradizione veramente secolare, perché ormai le scuole non ci sono più. Noi abbiamo avuto la fortuna di avere un casaro che è stato con noi ben 30 anni e che ha insegnato all'altro casaro l'antico lavoro con le tattiche, con i segreti, insomma, dell'arte di lavorare il latte. Adesso abbiamo 2 casari e continuiamo a lavorare sempre a latte crudo. Cosa vuol dire? Che il latte non subisce alcuna pastorizzazione e termizzazione, viene lavorato a una temperatura all'incirca fra i 40 e i 43 gradi, e per attivare la fermentazione usiamo il latte innesto autoprodotto, ovvero facciamo fermentare il latte dei soci migliori per poter produrre il formaggio. Questo implica sia la produzione di un formaggio tipico, unico, perché va a esaltare le qualità del nostro latte, che però ovviamente, come tutte le cose naturali, varia durante l'anno in base a quello che mangiano gli animali, per cui durante l'estate avrà un sapore e durante l'inverno avrà un altro sapore, insomma, perché gli animali mangiano fieno, mentre d'estate mangiano erbe, quindi
subisce queste variazioni naturali. La latteria di Campolessi ha subito un forte ammodernamento nel 2012. Grazie a un aiuto regionale è stato ristrutturato completamente il caseificio e abbiamo utilizzato questa opportunità per poter costruire il nostro spazio interno. Questo è stato il nostro punto di svolta perché ci ha permesso di arrivare direttamente al consumatore e quindi ottimizzare quelli che sono i costi della commercializzazione, aiutare i piccoli che purtroppo non possono costruirsi ognuno uno spazio, e questo ci ha dato il punto di svolta e ci ha permesso di andare direttamente al produttore. Un'altra cosa importante, abbiamo ricevuto il riconoscimento Slow Food nel 2013. Il presidio Slow Food è stato fatto ad hoc sul nostro modello, in quanto è stato preso a campione proprio il nostro disciplinare di produzione e il nostro metodo di lavorazione, e questo ci ha dato visibilità in un mondo diverso, che è quello sia della ristorazione sia della commercializzazione, perché comunque è stato riconosciuto ufficialmente quello che noi abbiamo da sempre fatto. Inoltre, grazie allo spazio abbiamo potuto anche andare ad ampliare la nostra offerta producendo dei formaggi molli, producendo la ricotta, il burro eccetera, che sono dei prodotti che vanno venduti direttamente perché sono freschi e quindi hanno un tempo di stagionatura veramente limitato. Salve a tutti, inclusione e coprogettazione sono alcune delle parole d'ordine della cooperazione sociale. Approfondiamo questi temi col professor Paolo Venturi e col presidente di Federsanità ANCI della regione Giuseppe Napoli. Professor Venturi, la cooperazione sociale è e deve essere inclusiva. Qual è la declinazione che lei dà del termine inclusione? L'inclusione è la cifra del welfare ed è anche la caratteristica qualitativa più importante della cooperazione sociale. Provo a spiegarmi. Cosa significa oggi includere? Potrebbe significare solamente dare prestazioni a soggetti che hanno necessità di essere portati dentro a un sistema di servizi. Potrebbe essere tenere insieme una comunità che in qualche modo è frammentata, potrebbe essere in qualche modo così recuperare gli ultimi, non lasciare indietro nessuno. È tutte queste cose, ma è anche molto di più. E vado all'elemento che qualifica l'inclusione, soprattutto nella cooperazione sociale. Includere significa capacitare, cioè aumentare le potenzialità di questi soggetti, non soltanto dargli un servizio. Significa aumentare la loro autonomia, perché molte volte i servizi assistono ma non potenziano, cioè generano quindi assistenzialismo, ma non generano autonomia. Quindi, in fin dei conti, possiamo dire che includere significa capacitare, aumentare le capacità. E tra l'altro una buona inclusività è anche un fattore di ottimizzazione della spesa pubblica molto spesso, ma i vari protagonisti, a suo modo di vedere, ne sono consapevoli? Sì, capacitare ha un valore aggiunto incredibile, non solo nel beneficiario, ma questo valore viene ridistribuito su una base più ampia. Pensate che le pubbliche amministrazioni rispetto all'inserimento lavorativo, uno dei tanti ambiti su cui la cooperazione sociale declina la sua attività, si ha un risparmio per la pubblica amministrazione che va dai 5 ai 10.000 euro a seconda della tipologia dello svantaggio in termini economici. Ma non basta questo, e la cooperazione non c'è appena per garantire risparmio alla pubblica amministrazione. Pensate a quanto, minor uso di medicinali viene fatto, quanto minor uso dei servizi pubblici che viene fatto. Quindi gli stakeholder, le politiche pubbliche, devono essere consapevoli che questo metodo capacitante di inclusione, che integra la persona non solo come portatore di bisogno, ma come struttura di desiderio, e quindi integrale, è un elemento che genera valore per una pluralità di soggetti. Quindi le politiche che si fanno in alleanza, includendo, valorizzando la cooperazione sociale, si può dire che siano politiche a valore aggiunto. Presidente Napoli, la pandemia tra le altre cose ha terremotato i rapporti tra le imprese e le pubbliche amministrazioni anche nel campo del sociale. Sono rimaste solo macerie? Assolutamente no, sono rimaste sicuramente situazioni di grande sofferenza, soprattutto umane, perché evidentemente la pandemia ha segnato le famiglie, ha messo in grande difficoltà le sicurezze, quelle personali,
ma ha anche ridato la possibilità a tantissime persone di ripartire, ed è una cosa su cui noi siamo assolutamente convinti. Non ci sono solo macerie, ci sono per fortuna germogli che nascono, che stanno crescendo, e la cooperazione è sicuramente uno di questi germogli. Ecco, a proposito di cooperazione e di rapporti con la pubblica amministrazione, spesso si sente parlare di coprogettazione. Questo concetto che fosse un concetto chiave sia per la pubblica amministrazione che per la cooperazione, può rappresentare un modo di raccontare la qualità, la nuova qualità della collaborazione fra la pubblica amministrazione e la cooperazione? Guardi, lo dico sempre rispondendo ogni volta che mi viene chiesto questo, cosa penso? Penso che c'è un problema culturale, cioè è un problema che è pre-politico, è pre-istituzionale. Le persone devono cominciare a cogliere l'importanza di quanto fa la cooperazione e le istituzioni devono rendersi conto che la cooperazione non è un service a cui rivolgersi per risolvere i propri problemi, ma semmai è un soggetto con cui sedersi intorno al tavolo e costruire opportunità, progettualità e programmazione assieme. Quando arriveremo a quello, evidentemente il passaggio sarà più agevole. Non ci siamo ancora arrivati, c'è tanto lavoro sia da parte nostra e credo anche da parte del mondo della cooperazione, però sono fiducioso, sono ottimista perché la nostra è una regione piccola, coesa, dove la cooperazione ha una sua storia, dove la cooperazione ha saputo crescere in momenti difficili, e sono convinto che più la cooperazione ci aiuta, più le istituzioni faranno il loro dovere. Fine della prima parte. Community FVG continua dopo la pubblicità. Ben ritrovati in Community FVG. Riprendiamo con Mondo Cooperativo. Inizia la seconda parte. All'interno della nostra scuola Soundcem c'è questo percorso chiamato Vocem, che è proprio un'accademia di canto moderno. L'Accademia Vocem è stata fondata da Lorena Favot, grandissima insegnante e cantante nel nostro territorio, jazzista. Questo percorso si va a strutturare in diversi anni con diversi percorsi, non solo a livello vocale ma anche complementari, come il pianoforte, l'armonia, la ritmica, e quindi abbiamo tutta una serie di materie che vanno a sostenere e a creare questo percorso per il cantante. All'interno di Vocem abbiamo anche un sacco di workshop e seminari che teniamo ogni anno. Oltre a questo, d'estate andiamo a creare saggi, eventi nelle piazze del Pordenonese e della regione. Importanti sono il Tuo Canto Libero, che è da diversi anni che facciamo nel periodo di luglio, gran finale in piazza 20 settembre, i migliori cantanti vengono selezionati per poi esibirsi con la band degli insegnanti della scuola. Un altro evento importante è Una canzone per te, dedicato invece ai più piccoli, ai bambini. E anche questo lo teniamo sempre nel mese estivo, soprattutto nel mese di giugno, e in collaborazione con l'Officina Bozzoli di San Vito e il Comune di San Vito. Di solito viene organizzato durante il periodo di San Vito in fiore. Altri eventi che facciamo sono dedicati sempre a workshop vocali o a livello, diciamo, strumentale, quindi per i chitarristi. Altri corsi che abbiamo sono il corso di songwriting, quindi come scrivere una canzone, e corsi per bambini, quindi di propedeutica. Altri corsi e workshop che facciamo durante l'estate sono dedicati appunto a tutti i musicisti, dalla chitarra al canto alla batteria. La nostra scuola è sempre aperta tutto l'anno tranne il mese di agosto, quindi vi aspettiamo.
Aggiungi un posto a tavola è la campagna di raccolta fondi di Attiva Lab per l'acquisto della cucina professionale per i nostri ragazzi con disabilità che frequentano il nostro centro diurno. È una campagna che è iniziata lo scorso luglio 2020, ha avuto il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia, di diverse aziende friulane e di tantissime persone. Grazie all'aiuto di tutti siamo riusciti ad acquistare questa cucina professionale e la campagna è ancora in corso per l'acquisto di ulteriori attrezzature che serviranno ad ultimare le attività. È possibile donare sul nostro sito attraverso un bonifico bancario oppure attraverso PayPal sul nostro sito www.attivalab.org. La cucina professionale servirà ad avviare un'attività che prevede l'inserimento lavorativo di persone con disabilità per la produzione di torte, biscotti, pasticceria salata e un servizio di pocket lunch per la pausa pranzo da venire a prendere e portare via e degustare. SoundCem nasce nel 2016 come cooperativa e dopo una lunga storia proveniente dall'associazione CEM, una storia trentennale, un'associazione che si è sempre occupata di musica, promuovendo i corsi di musica a vari livelli nel Pordenonese ma anche nella zona di Maiano e San Daniele. Nel 2016, come dicevo prima, abbiamo costituito la cooperativa SoundCem e con questa promuoviamo i corsi nel territorio, i corsi di musica che sono aperti ai bambini, ai ragazzi e agli adulti. Organizziamo corsi di musica d'insieme, organizziamo anche degli spettacoli, abbiamo fatto diverse attività per quanto riguarda l'attività didattica nelle scuole o negli asili. La cooperativa SoundCem, scuola di musica, è presente in 7 comuni, da Pordenone, Fiume Veneto, San Daniele del Friuli, Morsano, Cordovado, Teglio Veneto. La scuola di musica si avvale di docenti qualificati, di docenti diplomati, prevalentemente giovani, ma che hanno la passione. Per poter insegnare musica occorre avere passione perché è un lavoro faticoso, e deve essere sostenuto appunto dalla passione per trasmetterla ai bambini e ai ragazzi. Le collaborazioni sono diverse, abbiamo collaborato con diverse scuole nel territorio, principalmente anche a San Daniele, promuovendo all'inizio dell'anno scolastico delle attività gratuite per avvicinare i bambini, per fare in modo che possano toccare lo strumento. Offriamo anche l'opportunità di avere gratuitamente lo strumento per il primo mese di prova e poi, se sono rose, fioriranno. Tanti sono i bambini che si avvicinano, una buona parte di essi continuano. Quest'anno abbiamo avuto 350 allievi come iscrizioni in tutte le varie sedi, con una ventina di insegnanti diplomati. I settori sono 2, area classica, area moderna, e quindi nella sezione classica proponiamo il violino, il pianoforte, chitarra classica, il flauto, il clarinetto, eccetera, eccetera. Nella sezione moderna tutti gli strumenti moderni, a partire dalla batteria, chitarra elettrica, con particolare attenzione all'Accademia Vocem. È un'accademia che è nata diversi anni fa, che si dedica esclusivamente alla voce. Quindi diamo l'opportunità ai ragazzi di imparare ad usare lo strumento voce e offriamo loro le opportunità anche di esibirsi in pubblico, per esempio con il concorso canoro che ogni anno promuoviamo in piazza 20 settembre a Pordenone nel mese di luglio.